Siamo qui dentro alla serigrafia artistica Fallani e ci siamo trovati a lavorare con un'azienda che ha un passato molto importante di produzione di serigrafie artistiche da parte di artisti e illustratori. Sono Giampaolo Fallani e mi occupo di questo spazio che è il laboratorio di serigrafia artistica di Gruppo Fallani. Per noi aderire al progetto Art and Business è stato quasi un'azione naturale, nel senso che l'arte è per noi il nostro business e vuole essere la nostra attività principale. Io e Daniele siamo due rappresentanti di un collettivo artistico che si chiama Blauer Hase e lavoriamo solitamente con i format culturali. Ci occupiamo di produzione di magazine d'artista, di festival culturali e cerchiamo di declinare questa nostra attitudine nella creazione di offerta culturale in tutti i nostri progetti. Il progetto all'interno dell'azienda Fallani è iniziato qualche mese fa. Dialogando con Giampaolo è venuto fuori che l'intento di questo progetto Art and Business voleva in qualche modo portare gente in azienda. Per questo motivo la mia scelta è ricaduta sul collettivo artistico Blauer Hase, perché Blauer Hase sono un collettivo basato a Venezia che lavora prevalentemente con progetti relazionali. Lavorare nello specifico con questo collettivo, con il Blauer Hase, è stato una riscoperta perché sono persone con le quali abbiamo già lavorato, abbiamo già collaborato. È stato assolutamente piacevole e interessante come sempre. Abbiamo pensato di costruire una magazine che raccolga i diversi elementi d'archivio che si possono trovare all'interno del fondo Fallani. L'idea quindi è quella di lavorare sull'attivazione di una serie di elementi provenienti dall'archivio di Fallani per arrivare a una complessità che dal punto di vista nostro ci permette di realizzare un elaborato grafico nuovo e dal punto di vista dell'azienda può essere un buon biglietto da visita per presentarsi, per presentare quello che hanno già fatto e come attraversare il loro passato. Il mio obiettivo all'interno del progetto, insieme al collettivo Blauer Hase, è quello di portare più gente possibile a conoscere l'azienda Fallani. Quindi se già c'è un circuito veneziano che conosce Fallani serigrafia, il nostro intento è portare più personaggi che frequentano il mondo dell'arte e il mondo dell'università a visitare e a conoscere Fallani come realtà produttrice di arte e soprattutto a conoscere Giampaolo Fallani come imprenditore e persona sensibile in questo senso all'arte contemporanea. L'augurio è che questa esperienza e la pubblicazione di questa esperienza possa servire a diffondere un po' quello che è l'attività del nostro laboratorio e a far conoscere magari a pubblici che attualmente non ci conoscono la nostra attività e il nostro lavoro.